Una lunga maratona d'aula preceduta da 5 ore di colloqui e mediazione condotti in prima persona dal governatore Raffaele Lombardo, che ha partecipato alla conferenza dei capigruppo. Poi all'alba il voto finale alla finanziaria con 39 sì, 15 no e un astenuto. Via libera anche al bilancio di previsione con 40 voti favorevoli e 18 contrari. Dunque cala il sipario su una sessione di lavori dell'Ars tra le più difficili degli ultimi anni, segnata da scontri e polemiche tra maggioranza e opposizione. Passa il maxi emendamento, in tutto 73 articoli, presentato dal governo. Il testo contiene diverse importanti norme, a cominciare dall'autorizzazione ad assumere senza oneri per la Regione a tempo indeterminato i 22.000 precari negli enti locali, dopo il superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami. Ed ancora previsti i finanziamenti dei cantieri lavoro, mobilità obbligatoria interna del personale della Regione, soppressione dell'Agenzia regionale per l'impiego e della Commissione edilizia comunale, riduzione dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali a partire dalla prossima legislatura, il trasferimento al Corpo Forestale delle competenze del Dipartimento Azienda Foreste. Inoltre il maxiemendamento interviene sugli rifiuti con nuove disposizioni per il recupero delle anticipazioni ai comuni per la copertura dei debiti pari a 1 miliardo di euro, previsto anche l'aumento di 6 milioni del fondo per i ticket sanitari per il 2012 e di 10 milioni ciascuno per il 2013 e 2014, l'incremento dei canoni demaniali marittimi. Agli enti gestori delle riserve naturali vengono assegnati 3 milioni e 200 mila euro, mentre l'IRCAC è autorizzato a concedere fondi alle società cooperative e per lo sviluppo della pesca. Via libera alle norme in materia di edilizia agevolata e convenzionata, al legale per l'assegnazione a privati dei servizi di ristoro nei parchi e nelle riserve, agli aiuti per le piccole e medie imprese di Lampedusa, Linosa a causa dell'emergenza immigrazione. Tra le misure che hanno avuto il via libera anche il disegno di legge cosiddetto dei forconi, che contiene norme sullo sviluppo, alcune delle quali erano state stralciate dalla finanziaria, e al fondo immobiliare di 800 milioni di euro a garanzia dei microprogetti di fotovoltaico. E intanto si terrà il 26 aprile alle 10 la seduta dell'Ars per le comunicazioni del Presidente della Regione Lombardo in merito alla vicenda giudiziaria che lo riguarda.